Abbiamo aperto un tavolo settimanale con Regione Veneto, di cui in prima persona assieme all'assessore e vice sindaco stiamo collaborando in maniera molto proficua con la Regione per monitorare questo periodo difficile di traffico, ma dall'altra parte stiamo spingendo per la chiusura dei lavori il prima possibile. A poco più di 24 ore dalla chiusura del sedime della superstrada pedemontana veneta tra l'uscita di Bassano Sud e l'intersezione con la strada statale 47, con il traffico nella direttrice est-ovest spostato sulle due complanari, interviene il sindaco di Rosà. Nella prima giornata di apertura la nuova viabilità ha creato qualche disagio agli automobilisti, soprattutto all'altezza della rotatoria sulla strada statale, dove si incontra il traffico proveniente dalle 4 direttrici di marcia. È una sistemazione dei flussi di traffico. Il momento molto difficile è un'opera sovracomunale dove il Comune di Rosà naturalmente non ha competenze in merito, ma si sta lavorando, sta adoperandosi per sistemare quelli che sono gli accorgimenti all'interno del proprio territorio. Accorgimenti che sono in corrispondenza dei snodi più particolari. Abbiamo fuori le 2 pattuglie di polizia locale nell'arco del territorio e in particolar modo stiamo lavorando nel monitoraggio del traffico, soprattutto con Pedemontana, per la sistemazione dei passaggi nevralgici.